via Romeo Battisti, quindi dico una strada che non ha mai avuto nella storia udinese molti negozi perché non era una zona commerciale di grande appetibilità, c'era forse una volta qualche grossista che aveva il suo spazio poi con qualche piccolo negozio a servizio ma adesso ecco i negozi a servizio di una comunità che gravita in prevalenza su questa strada, no? Cioè quando cominciamo ad avere prodotti arabi, islamici, non lo so, io poi uso anche termini impropri perché probabilmente non mi intendo tecnicamente bene della cosa, ma insomma è diventata da una tranquilla zona residenziale, una zona residenziale di altre persone. Io mi presento come altri, allora io sono Giovanni Nistri, consigliere comunale a Udine. Lo dico per l'attinenza che questo può avere col problema che trattiamo, ma poi nella vita ho fatto tante cose, quella che sto ancora facendo e che mi emoziona sempre di più è occuparmi di teatro come attore, non come produttore di spettacoli teatrali, attore locale, quindi quell'uno nessuno 100.000 nasce da una lunga esperienza, più di 40 anni di parti recitate sul palcoscenico, che sono una scuola notevole, credo che tutti dovrebbero provarci, secondo me. Una delle tante battute che sono venute fuori nelle nostre discussioni precedenti, possiamo dire che noi stiamo babando da un bel po', e Udine non è Los Angeles. Per fortuna. Perché? Ma io non conosco Los Angeles, non ci sono mai stato, ma conosco persone che ogni tanto ci vanno, poi vedo, insomma. Ma comunque diciamo che Udine è una piccola città di provincia, piccola come dimensione, che però secondo me ha avuto e ha ancora una sua personalità. Questo forse crea i problemi, perché in un luogo senza personalità può succedere di tutto con pochissime conseguenze, credo. In una piccola città che ha un suo carattere, una sua personalità, bisogna tenerne conto. Il che non vuol dire mettersi a proibire, perché oggi proibire, ma credo sempre, ma insomma sarebbe controproducente. Ma vuol dire però sapere che c'è questo elemento e che va in qualche modo rispettato. Il viale Leopardi, quello che ricordo io della mia infanzia, era un viale addirittura sterrato, dove le automobili erano casi abbastanza rari, con ipocastani ai lati, dove i bambini sui margini andavano in bicicletta senza pericolo, che io percorrevo perché da casa mia a Porta Aquileia portava alla scuola elementare Dante Alighieri che io frequentavo. Ecco, questo è un bel ricordo, un bel sogno però di 60 anni fa evidentemente. Oggi il viale Leopardi è però una parte centrale della città, una volta forse era un po' più emarginato, oggi è una parte centrale della città, è un asse di scorrimento veicolare molto importante perché si collega poi con tutta una serie di altre vie di scorrimento, è sede di residenza in misura consistente, con palazzi e condomini anche di un certo pregio artistico, insomma di un certo pregio estetico più che artistico, non so, sono condomini abbastanza recenti, ma ad ogni modo non sono case alcuni molto belli, alcuni molto belli, hanno una certa ricercatezza. E quindi una volta era tranquillamente considerato un quartiere elegante, non solo via Leopardi, via Roma, tutta la zona, il quartiere famoso delle Magnolie si chiamava allora. Oggi lo è ancora una zona elegante, ma è forse per questo che si reagisce per evitare che lo possa diventare di meno. Questo quartiere, qualunque cosa esso sia, è un quartiere caratterizzato da una certa atmosfera. Tu hai detto, si capisce, varcando questa soglia, che non è più come 100 metri prima. E hai cominciato a declinare questa tua idea individuando gli elementi di questa atmosfera. Ce li vuoi ricordare? Ma sì, c'è questa presenza di molti immigrati che non sono austriaci poi, no? Perché si confonde, cioè, si vedono perché provengono da molte parti del mondo e sono caratterizzati ovviamente non solo da tratti somatici diversi, ma insomma, questo fa parte del destino dell'uomo, non è che siamo tutti uguali, o anche da colori di pelle diversi, idem come sopra, ma da abbigliamento, cioè, tutto va bene, insomma, no? Io credo che forse, ecco, ma ormai qui il latte è stato versato e credo che si può solo raccogliere la bottiglia vuota,
forse si sarebbe potuto tentare, mentre questa situazione veniva sviluppandosi e creandosi, di evitare una concentrazione di queste persone nelle stesse zone, aiutando, non mandandoli via, aiutandoli a disseminarsi per Udine, insomma, allora, no? Assistendoli, voglio dire. Scusa se ti interrompo, c'è una concentrazione? Beh, mi pare che visivamente, io non ho statistiche sotto mano, quindi non vorrei poi che in base a dati numerici, ma no, non lo so, visivamente c'è una presenza consistente di extracomunitari, come li chiamiamo oggi, certo. Che, torno a dire, non è un problema, può essere però la fonte di alcune difficoltà, non di problemi. Ecco, rimaniamo sul piano descrittivo. Tu hai parlato per esempio di una estetica particolare e anche di un fenomeno molto, direi, molto stazionesco, scusa il neologismo, gli assembramenti, o i capannelli. Cosa ne pensi? Sì, diciamo che sul piano estetico si notano queste persone proprio perché non sono quelle cui siamo abituati normalmente, ma torno a dire, questa è una constatazione. Ecco, diciamo che anche il comportamento, quindi non è tanto la presenza che può creare problemi, ma quanto forse certi comportamenti, i capannelli ad esempio, no? Sono persone, che è legittimo, non è un reato, sia chiaro, che amano molto vivere all'aperto, nella bella stagione soprattutto, ma anche nelle stagioni invernali ho visto, almeno in certe ore di luce della giornata, fino a che non viene il buio, si ritrovano, e che va tutto bene. Ecco, ovviamente questo crea una scenografia diversa rispetto alla solita.